Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale, nuovo appuntamento, o meglio terzo appuntamento con la rubrica Paesi che vai, letture che trovi. Questa volta andremo nella destinazione che per un solo voto ha perso la scorsa volta, ovvero Roma, e quindi partiamo subito. Come sempre 5 libri per provare a scoprire questa città e chiaramente libri in qualche modo scelti secondo un criterio cronologico, quindi a seconda del periodo storico che amate e a seconda dei punti di vista tramite i quali volete scoprire la città di Roma. Spero ovviamente che i miei suggerimenti possano essere utili. Non voglio perdere tempo e andiamo subito dritti al sodo. Il primo libro, ecco, che vi può aiutare in questo viaggio, chiaramente Roma è irrimediabilmente collegata all'antica Roma, quindi non potevo non proporvi qualcosa sul mondo antico e oggi parliamo di Amore e sesso nell'antica Roma, ovviamente di Alberto Angela. Avrei potuto scegliere Impero, ma già ve ne ho parlato durante il primo appuntamento. Avrei potuto scegliere Una giornata nell'antica Roma, quindi anche quello ovviamente ve lo consiglio, però ho deciso di parlarvi di un libro che in qualche modo ho letto ma di cui non vi ho parlato molto qui sul canale. Un testo per l'appunto che dal titolo potrebbe sembrare un po' scabroso, ma in realtà non è così, perché come tutti i libri di Alberto Angela è ricco di dettagli, di informazioni utili e interessanti anche per capire la cultura dell'antica Roma. In questo libro chiaramente andiamo ad affrontare l'aspetto romantico. Forse i romani erano romantici come intendiamo noi, fiori, rose, serenate sotto al balcone, o erano forse in amore un po' più pragmatici? Ecco, diciamo che ci sono un po' tutti e due gli aspetti, per cui è un testo che affronta sia l'amore in senso platonico, intellettuale, mettiamola così, quindi anche i vari poeti che hanno parlato dell'amore tormentato o felice, e affronta chiaramente anche il tema della sessualità, che è un tema che noi in qualche modo abbiamo scisso dall'amore, abbiamo creato questa differenza, no, tra amore e sesso, quando poi in realtà, non so, forse bisognerebbe vedere le cose da un punto di vista diverso. E io credo personalmente che su questo l'antica Roma e l'antica Grecia fossero molto più avanti rispetto a noi, quindi avessero pregiudizi ovviamente su altri aspetti della vita. Una per tutti, esisteva la schiavitù, che oggi non esiste formalmente nei nostri paesi, ma forse esiste schiavitù di altro tipo, che possa essere anche semplicemente la schiavitù dai social, mettiamola così, però penso che sull'aspetto amoroso, sentimentale, fossero un passo più avanti rispetto a noi, almeno su alcune cose. Quindi è un testo che io vi consiglio vivamente, che chiaramente è ambientato a Roma, ma non solo, ecco, anche in altre città dell'impero. Numero 2, restiamo sempre nell'impero romano, però in questo caso alla fine dell'impero, perché sapete ovviamente che uno degli eventi storici più importanti nel corso della storia sono stati i vari sacchi di Roma che ha subito appunto durante le invasioni barbariche, quindi alla fine dopo la caduta dell'impero, ma anche quello famoso del 1527. E per l'appunto ho deciso di parlarvi di un testo, ovvero Barbari di Alessandro Barbero, che in realtà io non ho mai letto tutto perché mi stava un po' annoiando all'epoca e quindi l'ho lasciato lì e non l'ho più ripreso, però probabilmente vorrei farlo. È un testo che analizza quale sia il rapporto dei romani con i barbari, quindi anche qui potremmo dire una forma di amore un po' diversa, diciamo, l'amore per il diverso, c'era amore o c'era odio? Anche questo credo è un tema molto attuale, perché questo testo mi fa riflettere sia chiaramente sulle varie riforme e le varie leggi che l'impero romano emanò a favore o contro i barbari, diciamo soprattutto a favore, perché l'impero romano per un certo periodo ha integrato i barbari, ma rifletti anche ovviamente su cosa è accaduto chiaramente nell'impero romano quando questa integrazione in qualche modo si è bloccata. Non è stato più possibile integrare tutti, motivo per cui ci sono state le famose invasioni, dette banalmente invasioni barbariche. Quindi secondo me è un testo molto interessante, perché anche qui vi fa riflettere su un aspetto molto attuale, quindi la discriminazione, il diverso, noi superiori, loro inferiori, e secondo me da questo punto di vista l'impero romano ci può offrire un grande esempio di civiltà. Numero 3. Passiamo dall'età romana, che comunque è stata, diciamo, il grande rinascimento
della città di Roma per arrivare al Rinascimento di Roma. Sappiamo infatti che in età moderna Roma, insieme a Firenze ma anche insieme ad altre città, è stata comunque una delle capitali più importanti da un punto di vista artistico. Vi propongo dunque un romanzo legato a una famiglia simbolo di Roma, una famiglia che però in realtà era spagnola ma è legata a Roma perché uno dei suoi, diciamo, membri è stato un papa, il figlio cardinale condottiero, la figlia le piaceva fare i veleni, almeno così si dice. Sto parlando ovviamente dei Borgia e quindi il testo di cui vi parlo è Alla corte dei Borgia di Jean Calogridis, di cui vi ho parlato nell'autore del mese di aprile, credo, ve lo lascio ovviamente nelle schede, dove appunto parlavamo di Lucrezia Borgia e di Liliana Segre. Ho scelto questo testo perché è un romanzo che io ho trovato veramente molto interessante. Avrei potuto citarvi tanti altri testi che io ho letto sulla Roma pontificia, appunto la vita quotidiana a Roma al tempo dei Papi, la vita quotidiana a Roma al tempo dei Borgia, la vita quotidiana a Roma ai tempi di Gian Lorenzo Bernini, che era peraltro uno delle opzioni, L'Appola del mondo, romanzo di cui già vi ho parlato tante volte, ma ho scelto questo perché io l'ho trovato bello, cioè io l'ho letto credo veramente in 2 giorni, perché è uno di quei romanzi che ti prende l'anima e tu non sai come staccartene, cioè non riesci a staccartene, e quando riesco a trovare questi romanzi così avvincenti mi convinco sempre di più che la lettura sia una cosa meravigliosa. Allora quando leggo questi libri mi dico, ma cioè, io come faccio a non leggere? Come faccio a non leggere? Cioè, è bellissimo e voi vi immergete in un mondo, veramente se lo scrittore è bravo avete la sensazione di stare lì, in quel momento, in quell'istante. Quindi questo è un romanzo che io consiglio a tutti, anche perché è ambientato in buona parte anche a Napoli, perché una dei membri della famiglia Borgia era in realtà la nipote di Ferrante d'Aragona che aveva sposato Goffredo Borgia, quindi fratello di Cesare e di Lucrezia. Quindi c'è anche questo legame molto interessante, forse poco noto, tra Napoli e i Borgia. È un romanzo che io vi consiglio assolutamente, straordinario, magnifico, quindi non aggiungo altro e chiaramente recupererò gli altri testi dell'autrice. Numero 4, perché io qui ho fatto 10.000 dalla cancellatura e quindi mi dimentico, siamo al numero 4, arriviamo al Settecento, un libro in realtà però scritto da un'autrice contemporanea, ovvero Maria Luisa Minarelli. Vi parlo di Crociata veneziana, testo letto mesi fa, infatti ho avuto difficoltà nel trovarlo nel mio quaderno perché l'avevo scritto a matita e poi dicevo ma io l'ho letto e sono poi andata a cercare su Amazon, ho trovato il titolo e insomma alla fine ce l'ho fatta. Crociata veneziana, che è ambientato nel Settecento ed è il primo volume, diciamo in qualche modo dello spin-off o comunque del libro di mezzo, definiamolo così, tra la saga dell'avvocatore Marco Pisani e Roma, perché Marco Pisani, che indaga a Venezia su una serie di delitti che sono protagonisti dei volumi precedenti, viene chiamato a Roma insieme alla sua squadra dal Papa Benedetto XIV per svelare una serie di misteri, le acque che diventano rosse, persone che muoiono improvvisamente, nobili romani che muoiono senza un motivo, e quindi l'avvocatore Pisani, tramite il medico che è stato amico appunto di Prospero Lambertini, quindi il Papa, viene chiamato a Roma. Questo è un libro che mi è piaciuto tantissimo, come già vi ho detto l'altro libro, cioè La Congiura dei Veleni, non mi ha colpito molto. Questo invece, che è il primo volume, diciamo tra virgolette, l'ho trovato bellissimo, straordinario, magnifico. Quell'enigma, quel sentimento, ecco, che si trova in tutti i libri di Maria Luisa Minarelli ambientati a Venezia, si trova anche a Roma. E forse questo libro è ancora più interessante perché i 2 protagonisti, quindi la nostra coppia, Chiara e Marco, per la prima volta sono separati, il che però non significa che fra di loro non vi siano collegamenti, e qui ovviamente non voglio svelare per chi non ha letto gli altri volumi, ma la storia è bellissima, io l'ho trovata straordinaria, interessante, chiaramente un modo per scoprire la Roma del Settecento che comunque non è cambiata molto, nel senso che alcune tracce sono ancora rintracciabili oggi, e quindi è un testo che io consiglio veramente a tutti voi, anche perché ora che ci penso il titolo è Crociata veneziana, perché anche qui tra i vari protagonisti abbiamo una persona proveniente dall'impero ottomano, quindi ancora una volta ritorna quell'argomento delle differenze culturali, quindi ora che ci penso a maggior ragione ve lo consiglio. E infine, quinto libro ambientato nell'Ottocento ma diventato celebre grazie a un'opera lirica del Novecento, sto parlando della Tosca di Giacomo Puccini, ma in questo caso io vi consiglio il libretto, questa edizione delle Naudi, che contiene
il libretto dell'opera, ma ancora più importante, forse meno noto, non lo so, almeno per me non ne sapevo nulla, ovvero l'opera teatrale originaria che ha ispirato poi Giacomo Puccini, scritta da Victorien Sardou, francese, ed è interessante perché chiaramente la Tosca è ambientata a Roma, già lo sappiamo, i luoghi celebri sono Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo, quindi anche se volete solo fare questo tour musicale potete vedere questi 3 luoghi celebri, ma è interessante perché nel dramma teatrale ci sono tantissime parti che poi sono state tolte da Puccini o sono state rimaneggiate, e quindi secondo me è molto interessante vedere questo confronto tra le 2 parti, e a me è piaciuto tantissimo e quindi insomma lo consiglio anche a voi, perché comunque la Roma dell'Ottocento anche lì insomma merita di essere visitata e conosciuta. Io vi ringrazio dunque per essere stati con me, chiaramente avrei potuto scegliere tanti altri libri, penso anche alla biografia su Giovanni Paolo II, però magari ecco, ritornerà in altri contesti, o i libri sui papi, ma forse sarebbe stato un po' troppo banale. Noi ci vediamo prossimamente, credo che vi riproporrò il sondaggio, chiaramente con altre destinazioni, per cui ecco, nei primi mesi mi piacerebbe far costruire a voi questa rubrica. Chiaramente fatemi sapere se avete letto uno di questi libri, se avete suggerimenti per le prossime mete, potete già dirmelo adesso, nessun problema. Noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sta sempre con voi. Ciao!